Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Il deputato leghista Lorenzo Fontana è il nuovo presidente della Camera dei Deputati. Fontana è stato eletto alla quarta chiama con 222 voti. Era sufficiente la maggioranza assoluta di 201. Sul nome del neopresidente della Camera c'è stata la convergenza dei voti del centrodestra. Diversamente da Ignazio La Russa, eletto ieri presidente del Senato, Fontana è stato infatti votato anche da Forza Italia. Il PD aveva proposto il nome di Guerra, Azione aveva puntato su Richetti, il Movimento 5 Stelle aveva scelto Cafiero De Rao. Spazio adesso alla cronaca con nuovi dettagli che arrivano a seguito dell'operazione dei carabinieri di Modica, denominata The Family, che ha smantellato una rete criminale che dall'estate scorsa gestiva una fiorente attività di spaccio nel territorio del comune di Pozzallo, nel Ragusano. Sono 7 gli arrestati accusati a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 3 degli indagati sono di origine campana, il fornitore e corriere della droga è nigeriano, gli altri sono originari della zona. Quasi tutti sono pregiudicati e con precedenti specifici. È stata ritrovata a Catania, grazie a un efficace coordinamento tra la redazione televisiva della trasmissione Chi l'ha visto e la Polizia di Stato, una ragazza affetta da autismo che si era allontanata da una struttura di Avola in provincia di Siracusa e che ora è stata riaffidata alla madre. Determinante è stata la segnalazione di un operatore del 118 dell'ospedale Cannizzaro e la pronta risposta degli operatori della sala operativa della questura catanese in diretta con la trasmissione. Chiudiamo con il calcio. Dopo una settimana di ansie e preoccupazioni, con i tifosi sfiduciati e con il panico da retrocessione che comincia a prendere corpo, il Palermo torna in campo domani alle ore 14 al Barbera contro il Pisa. Probabile che quella di domani possa essere l'ultima chance per conservare la panchina rossonero per Eugenio Corini. La fiducia finora confermata alla proprietà, che ha dimostrato con la presenza in città del consigliere delegato del City Group Diego Gigliani, pare possa finire in caso di nuovo risultato negativo. Ed è tutto per questa edizione. Del prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 16. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.